inaugurato dal sindaco di Legnago nel Veronese l'inizio lavori per la ristrutturazione del centro nuoto della cittadina. Si tratta di un progetto complesso che va ad interferire sulla struttura esistente, costruita oltre 40 anni fa e ormai obsoleta, ma particolarmente frequentata a partire dai giovanissimi fino agli anziani e con numerose iniziative di attività fisica e sport sociale. Oggi l'inaugurazione di un impianto, o meglio di un impianto che si va a costruire, in parte già funziona, una gran soddisfazione per l'amministrazione comunale. Io oggi direi che è una vittoria, è come una partita vinta, è una giornata di successo, è una giornata in cui si danno delle risposte per cui è evidente che un amministratore, un sindaco, un assessore, qui ci sono con me degli altri assessori, quindi sono amministratori, l'assessore De Lorenzi ad esempio ha lavorato tanto, è evidente che per noi sono il risultato di fatiche e che sono risposte per i cittadini, quindi è un modo importante per fare il proprio dovere. Io oggi sono felice. Risposte ai cittadini di tutte le età, ma abbiamo visto che già quelli di età, chiamiamola più tenera, sono già buoni utilizzatori dell'impianto. Beh, soprattutto oggi, mese di giugno, vacanze, scuole chiuse, i ragazzi è la cosa più bella da vedere all'interno degli impianti. Impianti che comunque giustamente sono usati da persone di varia età, anche da persone che hanno qualche anno in più, che trovano un giusto ristoro, mettersi qui all'ombra, farsi, che so, 4 chiacchiere e magari anche un bagno. Diciamo che questa realtà è una realtà che può avere risposte per tutti i cittadini, maschi, femmine, ragazzi, meno ragazzi. Avere una realtà di questo genere è senz'altro avere delle risposte per tanta gente. Presenti all'evento, oltre al sindaco Roberto Rettondini, l'assessore ai lavori pubblici della Regione Veneto Massimo Giorgetti, il presidente del CONI Veneto Gianfranco Bardelle, l'assessore allo sport del comune di Legnago Maurizio De Lorenzi, il progettista, l'architetto Roberto Danieli, altre autorità e rappresentanti dell'impresa costruttrice. Una gran soddisfazione per l'amministrazione, un gran lavoro per chi ha contribuito in prima persona a mettere in piedi la realizzazione di questo impianto. Sì, penso che oggi siamo arrivati al dunque di un iter burocratico che è stato un po' anche devastante, perché quando noi vogliamo dare delle risposte alle gente, dopo dobbiamo scontrarci sempre con quello che è l'iter burocratico. Comunque siamo arrivati alla fine, finalmente diamo una risposta ai nostri cittadini, diamo una risposta a tutta la cittadinanza che abbiamo qui a Legnago, perciò abbiamo un impianto che quando sarà finito è un fiore all'occhiello per tutta la nostra regione Veneto, che sarà uno degli impianti più belli che ci siano nel Veneto. Quindi la difficoltà non è stata solo quella di trovare i finanziamenti, di trovare i privati che collaborassero, ma anche quella di superare quel problema che c'è sempre in Italia. Sì, è anche il problema della burocrazia. Ne parliamo tanto, ma si vede che i nostri parlamentari fanno ancora poco per questa burocrazia, dovrebbero fare un po' di più, perché quando si trova anche dei privati che investono migliaia e migliaia di soldi, perché questo impianto costerà 2 milioni di euro, dove la cittadinanza non spende neanche una lira, non togliamo neanche un centesimo delle tasche dei cittadini, penso che queste siano le risposte che noi politici possiamo dare le migliori in assoluto. Questa è la nostra prerogativa di lavoro, lavoriamo anche in silenzio e poi penso che qualcuno giudicherà il nostro lavoro. Allora Assessore, qui oggi sono stati impiegati soldi e magari aspettano anche la Regione. Ma direi che per fortuna in questo caso non ce n'è bisogno, questo è un bellissimo esempio di collaborazione tra pubblico e privato, in cui il privato in cambio della gestione investe in quasi 2 milioni di euro, quindi un investimento molto importante, nell'adeguamento delle strutture, poi il privato lo gestirà, ma la cosa significativa è che da questo nasce economia per gli investimenti che vengono fatti, nasce lavoro per tutti gli operatori che qui dovranno lavorare e soprattutto nasce sport, vita per i nostri ragazzi, per tutti coloro insomma, che vogliono trovare qualche ora di svago. Qualcuno pensava che forse qualche opera per migliorare la situazione energetica potrebbe servire nel futuro. Qui sì, ci sono degli appositi finanziamenti anche europei. Il risparmio energetico è uno degli obiettivi che ha la nostra regione per migliorare ambientalmente e risparmiare appunto consumi, per cui se per quanto riguarda il riscaldamento dell'acqua, degli ambienti, soprattutto per l'utilizzo invernale, basta che venga presentato qualche progetto che poi valuteremo.
L'intervento finanziario è della Legnago Nuoto, la società di privati ma senza fini di lucro che gestisce attualmente l'impianto. Un impianto ristrutturato, un impianto che praticamente diventerà nuovo, un impianto dove si farà sport dai più piccoli ai più grandi, una gran soddisfazione anche per le istituzioni sportive. In un momento così difficile in cui mancano veramente i contributi, i soldi, bisogna fare un plauso alla Legnago Nuoto che si impegna in questi anni con un mutuo per ristrutturare e portare avanti un progetto di un nuovo impianto sportivo rinnovato in maniera che sia adatto ai tempi moderni, quindi avrà credo anche quelle cose in più che mancavano 45 anni fa quando è stato costruito. Però quello che voglio evidenziare è che noi abbiamo bisogno di impianti sportivi dove i nostri giovani crescono nell'associazionismo, nel stare insieme, nel divertirsi, nel capire che lo sport fa bene alla salute e li porta lontani dalla strada e da deviazioni che in questo momento abbiamo il pericolo dell'abbandono dello sport. Poi un altro messaggio è quello che dobbiamo dare anche agli anziani, alle persone che hanno problemi, di prendere meno medicine e di frequentare più gli ambienti sportivi, anche i parchi, correre, fare una nuotata, porta la salute e benessere fisico. Ecco, questo è il mondo dello sport. Poi qualcuno va alle Olimpiadi, ai campionati mondiali anche come nuotatori. Quelli sono dei talenti, ma quello che credo noi vogliamo far crescere, la Legnago Nuoto si è impegnata, è quello di far crescere i bambini, i ragazzini, gli anziani, eccetera, con la bellezza dello sport natatorio. Sport ad altissimi livelli, ma soprattutto sport per tutti. Ma sì, noi dobbiamo guardare con estrema attenzione e non fare solo, voler solo campioni. Poi i campioni sono nel DNA della persona. Noi dobbiamo far crescere una gioventù sana. Noi siamo contro l'obesità, siamo contro la depressione, siamo perché la gente cresca con il mito non della cultura fisica, ma della fisicità dell'organismo. Quindi l'attività motoria in tutti i campi, dal camminare, andare in bicicletta, a nuotare, al fare attività in palestra, serve proprio a portarci quel benessere fisico che in una città moderna come questa, se non la si frequenta e la si abbandona, si va in depressione. Più che di una ristrutturazione si tratta di un vero e proprio rifacimento, con nuova copertura per le vasche a coperto, nuovi e più ampi spogliatoi in un edificio che funzioni anche da collegamento di tutte le strutture contenenti le 6 vasche esistenti. La realizzazione della nuova struttura non andrà ad interferire con le attività programmate nel centro, come spiega il direttore Mario Taglia. Un impianto che sarà soggetto a lavori di ristrutturazione, a lavori diciamo consistenti, un impianto però che continuerà a funzionare come sta funzionando oggi. Certo, volevo tranquillizzare tutti perché l'impianto rimarrà aperto come ogni anno, con i suoi orari, quindi ogni giorno dalle 9 alle 20, di mattina con tutte le attività. Porteremo avanti i centri estivi, corsi accelerati, nuoto libero, si potrà prendere il sole, fare i giochi con gli scivoli, con i gonfiabili, e non cambierà solo che usufruiremo di uno spogliatoio che ha delle piscine invernali e basta, però ai fini pratici per la cittadinanza non cambierà assolutamente niente. Quindi vedremo tutti i ragazzini che vediamo in vasca oggi? Assolutamente, sì, anzi molti di più dalla settimana prossima, quindi sicuramente. Poi se continua a fare queste temperature vediamo insomma di dare il giusto rinfresco a tutti quanti, insomma. Ecco, poi ci sarà la soddisfazione fra qualche mese di avere un impianto sostanzialmente nuovo. Assolutamente sì. La cosa che più mancava a Legnago non erano le vasche, ma erano la struttura adibita alle vasche, quindi gli spogliatoi. Adesso faccio un piccolo esempio chiaro: al posto di 5 docce ne avremo 25, per cui sicuramente non ci sarà più la coda di farsi la doccia non sarà magari più fredda perché il boiler è stato cambiato, ma l'impianto sarà nuovo con tutte le formule all'avanguardia per un ottimo servizio.